Sandro Schmid, presidente ANPI Trentino. Oggi siamo qui per salutare Giorgio Tosi. Un saluto a una grande persona. Sì, è una grande personalità a cui come Trentino siamo molto legati. Noi lo portiamo sempre ad esempio quando andiamo a parlare nei licei, nelle scuole con gli studenti, perché lui rappresenta un'esperienza incredibile dell'antifascismo. Era fra quei ragazzi del liceo Maffei di Riva, figli della montagna, che con i loro professori si organizzano in termini antifascisti ancora prima dell'8 settembre e poi formano le prime brigate partigiane. Lui ha corso rischi incredibili, alcuni dei suoi compagni di scuola sono stati ammazzati il 28 giugno del 1944. Lui è stato incarcerato, torturato, ha corso il rischio di essere poi ammazzato ancora nei carceri e per fortuna era riuscito a sopravvivere. Un esempio incredibile di una forza morale di cui ancora oggi abbiamo molto bisogno. Giornalista, avvocato e anche insegnante, ricordiamo quindi per l'università il suo insegnamento. Assolutamente sì, difatti lui come stiamo pensando noi come associazione pensava che la cosa principale della memoria e della sua propria testimonianza era quella di trasmetterla anche alle nuove generazioni, quindi portare dentro le scuole questa cultura di storia, di democrazia, di tensione morale, come si diceva prima, proprio per dare un antidoto alle nuove generazioni rispetto alle sfide che il tempo e l'attualità ci impone da ogni punto di vista, incominciando dalla questione delle guerre, della pace, del razzismo e così via.